La Nuorese non va oltre l'1-1 casalingo contro l'Anzio Lavinio. Ai verdi-azzurri non è bastato un ottimo primo tempo per battere i laziali e portarsi momentaneamente in vetta alla classifica. I verdi-azzurri sono partiti forte, al sesto con Cappai hanno confezionato la prima occasione da gol. L'attaccante ha costretto Rizzaro alla difficile deviazione a terra con i pugni. La gara sembra nelle mani della Nuorese, anche se gli ospiti ci provano su un errore difensivo, ma Alfonsi al 20° sbaglia il tiro. Alla mezz'ora la Nuorese trova l'1-0 con Cocuzza che da pochi passi fulmina di testa a Rizzaro finalizzando un bel cross di Bono. Un vantaggio meritato per quanto visto nel primo tempo. I verdi-azzurri provano a calciare una punizione ma la palla si infrange sulla barriera. Il primo tempo finisce qui. Nella ripresa la Nuorese prova a colpire a freddo. Al primo minuto Cocuzza di testa ci prova su un traversone di Bono ma la palla finisce al lato. La Nuorese prova a colpire sulle ripartenze. All'8° Puceddu ruba palla sulla tre quarti e tenta di servire Cappai, che viene però anticipato dal portiere. Al 15° Bianchi recupera la palla e serve in profondità a Puceddu, ma il centrocampista arriva in ritardo. La Nuorese però si abbassa troppo, consentendo agli ospiti qualche libertà di troppo. Al 36° arriva il pareggio beffa dell'Anzio Lavinio con Alfonsi sugli sviluppi di una punizione. I nerazzurri tentano di reagire, al 38° sprecano l'occasione del 2-1 con Cadau che di testa manda alto un cross di Puceddu. Nel finale il protagonista è stato l'arbitro che espulsa al 44° per reciproche scorrettezze Bono Alfonsi e al 47° il verde-azzurro Bianchi.